Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. I contagi Covid sono aumentati del 40% in Friuli Venezia Giulia. L'incremento maggiore si è registrato a Udine, più 52%. Quanto emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, secondo cui siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale. In una settimana i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia sono aumentati quasi del 40%. Peggiora anche il numero degli attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, sono 1.763. A livello nazionale si contano 500.000 di nuovi casi in 7 giorni, più 32,4%. Nella nostra regione Udine a registrare l'incremento maggiore del 52,7%, con 544 casi ogni 100.000 abitanti. Trieste è invece l'incidenza più alta, con 700 casi, il 24% in più rispetto alla settimana precedente. Pordenone ne conta 538, più 38%. Gorizia 461, più 29,6%. Sul fronte della pressione negli ospedali, in Friuli Venezia Giulia sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 10,5% e in terapia intensiva 2,3%, occupati da pazienti Covid. È quanto emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe. Per la seconda settimana consecutiva, dichiara il presidente Nino Cartabellotta, sono in netto aumento i nuovi casi settimanali. I dati indicano che siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale nella nostra regione è pari all'81,5% rispetto alla media italiana dell'83,9%. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'83,1% contro il dato nazionale dell'84%. La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 22,9%, mentre in Italia è del 33,4%. Tutti i dati dimostrano che la campagna vaccinale è ormai in una fase di stallo, sottolinea Cartabellotta. Serve una forte spinta per non compromettere la roadmap delle riaperture. Da ieri sera si cerca un udinese di 52 anni disperso a Taipana. L'uomo non è più tornato dall'escursione intrapresa lungo il sentiero naturalistico Zisilin che costeggia Rio Gorgonza. A far scattare l'allarme è stata la moglie che lo attendeva nell'area dove avevano parcheggiato insieme il furgone con il quale erano giunti da Udine. Non vedendolo tornare, la donna al tramonto ha lanciato l'allarme. Diverse squadre sono in perlustrazione da ieri notte, tra loro gli uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, accompagnati da 3 unità cinofile dei diversi corpi. Le ricerche proseguono con difficoltà, anche perché non è certo che il percorso intrapreso dall'uomo sia quello indicato alla coniuge poco prima della partenza. Questa mattina inoltre hanno raggiunto il luogo della ricerca un cane molecolare, un elicottero dotato di un particolare sistema di rilevamento dei cellulari sul terreno e un secondo elicottero della protezione civile. I cani al momento hanno individuato un paio di zone dove concentrarsi. Si tratta di quelle più prossime a Rio Gorgons, le più esposte e scivolose dal percorso. A breve si uniranno alle squadre di soccorso anche degli uomini specializzati in immersioni. Vestiti di mute e attrezzati con imbragature e corde, percorreranno il corso del Rio calandosi nelle pozze. Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nel bosco di Fusea, località della Carnia, appena sopra la città di Tolmezzo. Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco intervenute assieme al personale della Guardia Forestale regionale per cercare di impedire alle fiamme di propagarsi. La zona è molto impervia e per spegnere il rogo stanno operando anche gli elicotteri anti-incendio. Nei giorni scorsi incendi boschivi si sono verificati nelle zone montane di Clauzetto, Pinzano e Aviano in provincia di Pordenone. E nella tarda serata di ieri un silo contenenti scarti di legno di un'azienda di Moimacco ha preso fuoco per cause ancora da accertare da parte delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno operato per tutta la notte svuotando il silo e raffreddandolo per evitare che la struttura collassasse a causa del calore. I pompieri hanno agito usando una termocamera che gli indicava i punti più caldi della struttura da raffreddare con i getti d'acqua. Le operazioni dureranno ancora per buona parte della giornata di oggi.
Un istituto scolastico di Udine, un parco pubblico e alcune vie di Udine sono stati passati a setaccio ieri dalla polizia di Udine durante i controlli effettuati per la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. Personale della squadra mobile d'intesa con il dirigente scolastico e con la collaborazione dell'unità cinofila e della polizia locale ha controllato 6 classi di una scuola superiore. Non sono stati sequestrati stupefacenti, ma nell'occasione sono state spiegate agli studenti le gravi conseguenze sulla salute giudiziaria legate all'uso di droga. Nel parco cittadino sono stati identificati una decina di persone, compreso un 34enne pakistano che ha nascosto vicino a un albero un involucro con 10 grammi di hashish. È stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. 3 infine le persone contravvenzionate amministrativamente, un 40enne italiano trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e 2 trentenni per possesso di 10 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e i soggetti sono stati segnalati al prefetto. Il Conservatorio Tartin di Trieste ha accolto 6 ragazzi che arrivano dall'Ucraina. Il sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, ha detto l'assessore regionale Alessia Rosolen, è in grado di dare una risposta concreta a chi sta scappando dall'invasione sovietica. La musica unisce sempre e noi vorremmo che la musica continui a essere un messaggio di pace per tutti e vogliamo che adesso i ragazzi siano tranquilli qui da noi, sereni e possano continuare a coltivare la loro passione che è la musica e che per loro è anche la vita. Irina, Maria, Natalia, Davido, Alexander e Irina sono i 6 ragazzi dai 17 ai 21 anni che sono stati costretti a scappare dall'Ucraina invasa dai russi e accolti al Conservatorio Tartini di Trieste che, per far fronte all'emergenza, è riuscito ad anticipare il loro Erasmus. Sono arrivati martedì sera a Trieste con una valigia minima e la speranza di poter tornare presto a casa ad accoglierli le istituzioni ma soprattutto i loro coetanei. Ringrazio veramente tutti gli organizzatori che ci hanno aiutato in questo duro viaggio. È una grandissima opportunità di venire qua a Trieste in conservatorio e anche in questa bellissima città come Trieste. Mi sento molto bene e ringrazio ancora tutti quanti che hanno aiutato a venire. In una tempesta c'è anche un raggio di sole di un sistema capace di rispondere. La stessa disponibilità che era stata data anche a settembre, all'indomani di quanto accaduto in Afghanistan, ed è la dimostrazione non solo di un sistema coeso che mette in primo piano il tema della cultura, dell'istruzione, della ricerca, ma è la dimostrazione anche che il nostro ente regionale sul diritto allo studio universitario ha la capacità di rispondere in tempi molto rapidi a esigenze come queste. Viviamo in una delle città più sicure, ma continueremo a potenziare il comando di polizia locale e a investire in tecnologia. A dirlo è il vice sindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, che ha annunciato delle novità sul fronte della sicurezza. Più agenti di polizia locale e un maggior numero di telecamere per la videosorveglianza. Il potenziamento della sicurezza a Pordenone è tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale che in questo 2022, anche servendosi della tecnologia, intende garantire standard elevati. Quindi nuovi agenti tali da rafforzare il comando e nuovi dispositivi in grado di garantire da remoto una maggiore attenzione nei riguardi dei siti ritenuti maggiormente sensibili. Lavoriamo in una delle città più sicure d'Italia. Certo, per quanto riguarda la polizia locale continueremo ad investire in concorsi per avere nuovi agenti, avremo sempre disponibilità per poter avere nuova tecnologia a disposizione perché con più tecnologia si consente agli uomini di poter stare sul territorio e su questo il nostro obiettivo è sempre ben chiaro. La collaborazione con le forze dell'ordine in città ci consente poi di, grazie appunto a questa sinergia, poter essere presenti in ogni angolo del territorio qualora fosse necessario. Quindi anche i cittadini bisogna sempre invitarli a chiamare le forze dell'ordine perché a Pordenone hanno sempre dimostrato di essere presenti.
Sono 102 le opportunità lavorative proposte da 5 aziende a studenti, laureati e dottorandi dell'Università di Udine in occasione del mercoledì del placement digitale che si terrà online il 6 aprile dalle 15 su piattaforma Teams. Le aziende che partecipano all'incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, sono Acegas, APS Amga, Danieli, PF Group, PVC Adecco Italia. Gli interessati hanno tempo fino al 30 marzo per prenotarsi inviando i curriculum vitae alla pagina del Career Center dell'Ateneo all'indirizzo www.uniud.it Career Center. Sabato 26 marzo apre il Luna Park di primavera in piazza Primo Maggio a Udine con le sue 35 attrazioni e 2 chioschi che somministreranno dolci. La novità è che dalle 14:30 alle 15:30 tutte le giostre potranno essere utilizzate dagli utenti in forma gratuita. È un'iniziativa, dopo che sono 2 anni che non veniamo in primavera a Udine con le nostre giostre a causa della pandemia, spiega Raffaele Benedini, rappresentante degli operatori dello spettacolo viaggiante. Questo vuole essere un'attività di benvenuto a tutte le persone che non hanno usufruito delle nostre attrazioni. Vogliamo andare incontro alle famiglie che adesso sono in difficoltà economica. Benedini ci tiene a dire che non servirà a esibire nessun biglietto e che quindi per quell'ora l'accesso sarà libero e gratuito a tutti. Ogni giostra avrà un cartello esposto con il quale comunicherà chi aderisce all'iniziativa. Il Luna Park rimarrà aperto fino al 18 aprile e fino al 31 marzo sarà necessario salire sulle giostre muniti di Green Pass. Dal 1 aprile invece il certificato verde non sarà più necessario. Con l'evento finale all'auditorium del liceo Grigoletti di Pordenone si è chiuso il progetto Vite Forestiere promosso dalla società operaia per far conoscere a fondo l'emigrazione friulana ai ragazzi delle scuole del territorio. La storia dell'emigrazione friulana è stata raccontata ai ragazzi delle scuole nel progetto Vite Forestiere che la storica società operaia di Pordenone ha coordinato coinvolgendo il liceo Leopardi Majorana, l'Istituto Flora e l'Istituto Zanussi di Pordenone e l'Istituto Marchesini di Sacile con la supervisione scientifica e didattica di Chiara Mutton e Chiara Aglialoro. L'evento finale, a cui hanno partecipato i comuni di Pordenone e Sacile, le fasce e la diocesi di Concordia Pordenone, ha permesso di apprezzare i prodotti di rielaborazione creativa realizzati dai ragazzi protagonisti del progetto che lavorando per gruppi hanno messo insieme esperienze e contenuti acquisiti durante il percorso. Un viaggio che è iniziato dalla lettura di alcune opere di autori regionali con focus sulla storia dell'emigrazione friulana dal Settecento alla seconda metà del Novecento e ha poi riportato le vicende nella realtà storica attraverso incontri con studiosi e testimonial, visite a musei e archivi e il confronto con la mostra in viaggio organizzata in collaborazione con la Regione. Una testimonianza importante, ha sottolineato il presidente della storica società operaia Mario Tomadini, della forza emotiva di queste vicende della nostra terra che ancora oggi coinvolgono i giovani e stimolano la ricerca del passato per comprendere meglio il presente. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.